Dopo le vittorie contro il Bronte e quelle in Coppa contro il Santa Croce si chiude il miniciclo di 3 partite in 7 giorni per il Santa Venerina. I rosso-giallo-blu puntano decisi al tris e sfidano oggi un Atletico Catania alla disperata caccia di punti salvezza. Per mister Calvaruso l'obiettivo è anche gestire le forze visti gli impegni ravvicinati. Assenti ancora Daniele Scapellati e De Leonardis, turno di riposo in difesa per Spampinato. Calì e Gulli sono la coppia centrale davanti a Maniscalco, con Lopez a destra e Zanella a sinistra. A centrocampo panchina per Basile c'è Marco Magri in cabina di regia. Le mezziali sono Fabrizio Scapellati e Biondi. In attacco Mongelli parte da destra, Sinata da sinistra con Carbonaro al centro. Prima azione offensiva dei padroni di casa, da Calì a Magri. Avanza a testa alta 17. C'è Scapellato, servito, scambiano i due. Di nuovo Scapellato. Riapre verso Calì. Calì va a destra da Lopez, si fa vedere Biondi, servito, di prima verso Mongelli. Sponda per Sinata e di prima per l'inserimento di Lopez. Avanza a destra il numero 2. Lopez, uno sguardo in mezzo, il cross morbido sul secondo palo per Carbonaro, che di testa sblocca subito il punteggio. Una splendida azione di 11 passaggi per iniziare il match, 18 in campionato per Nino Carbonaro. Rimessa laterale di Lopez per Mongelli, spalle alla porta, difende la sfera, bel cross verso Carbonaro di testa, ancora Nino Carbonaro, ancora di testa. 19 in 20 partite e già 2-0 dopo 8 minuti. Prosegue il grande avvio del Santa Venerina, Calì verso Scapellato e di prima per Carbonaro. Allunga con un campanile nella zona di Sinatra, duello con Palazzolo. Sinatra riesce a passargli davanti e sottargli la sfera. Sinatra, una finta, Sinatra evita il ritorno di Camatè, prova a giro, non trova la porta. Biondi avanza palla al piede, fa salire a destra Calì. Attacca con tutti gli uomini il Santa Venerina, da Calì a Carbonaro, si gira in libertà. Carbonaro punta la porta, serve Sinatra. Sinatra ci prova dal limite, fuori di un soffio. Angolo per la squadra di Calvaruso, lo batte Scapellato, scambio con Magri. Di nuovo Scapellato, traversone verso lo stacco di Gulli che centra il palo, poi allontana la difesa. Magri riceve da Scapellato, poi vede Sinatra, suggerimento per il 10, attacca sulla tre quarti. Sinatra, la Veronica deve evitare un avversario. Sinatra col destro, il palo gli dice di no. Mezz'ora di gioco, rimessa lunga di Lopez verso Mongelli e si difende da Cultraro, poi la mette in mezzo per lo stacco di Sinatra, un altro legno per lui, sfortunatissimo. Padroni di casa che guadagnano un piazzato interessante dalla sinistra, sul punto di battuta c'è Sinatra che va direttamente in porta, sorprende Russotti e a furia di provarci ci riesce, salvo Sinatra. 17 in campionato con la specialità della casa, il calcio di punizione, quinto per lui in questa stagione. Atletico sotto di 3 gol prova una reazione, qui Randis però sbaglia il passaggio, lo intercetta Sinatra che va subito in verticale per l'inserimento di Fabrizio Scapellato. Scapellato prova il sinistro dal limite, una traiettoria a pallonetto che beffa Russotti, ancora segna il numero 8, nono sigillo in campionato per lui. 4 cambi in apertura di ripresa per mister Calvaruso. Fuori Carbonaro, Scapellato, Zanella e Biondi. Dentro Vittorio, Trovato, Crisiglione e Grasso. Gli ospiti provano fin da subito a rendere il passivo meno pesante nella ripresa. Punizione di Stefo dal limite. La palla finisce di poco fuori. Magri recupera palla, l'affida a Trovato, poi scarico su Sinatra. Sinatra alza la testa, grande lancio nella zona di Lopez, super controllo di Lopez col petto, Lopez si presenta in aria, steso da Cultraro, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Mongelli che spiazza Russotti e firma il 5-0, e anche il quinto gol con la maglia del Santa Venerina per lui, l'8º stagionale. Il Ciardello, braccato da 2 giocatori, riesce a passare, serve Foti, Foti avanza, un'esitazione, poi il suggerimento al centro per Conè, calcio di rigore stavolta per l'Atletico. Dagli 11 metri va Foti, intuisce Maniscalco ma non ci arriva. Accorcia le distanze all'Atletico con Foti. Ultimo cambio per mister Calvaruso, fuori Sinatra, dentro Spampinato. Magri comincia lui l'azione dal basso. Serve Calì. Non c'è spazio, si ritorna indietro da Maniscalco. Maniscalco sbaglia il controllo, ne approfitta Conè che gli porta via la palla e poi in qualche modo riesce a segnare col tacco. Accorcia ulteriormente le distanze all'Atletico con Conè. Ultimi minuti di partita, corner di Vittorio. Allontanato dalla difesa, però Vittorio ha un'altra chance. Va all'1 contro 1. Vittorio, il traversone per Mongelli, lo stop di petto, poi l'assist al centro per Magri. Magri il controllo, Magri poi con la punta. Giornata di gloria anche per Marco Magri, il classe 2006 al primo gol in campionato. Il Santa Venerina chiude in bellezza la settimana perfetta, 3 vittorie in 7 giorni. Un successo mai in discussione quello odierno, in cui la squadra di Calvaruso ha dimostrato la propria superiorità in lungo e in largo. Per il rosso giallo-blu lo striscione del traguardo si avvicina sempre di più.
Le distanze dalla seconda in classifica, 13 punti, sono rimaste inalterate. Proprio la seconda in graduatoria, la Ionica, sarà il prossimo avversario del Santa Venerina allo Stadio Bucalo. Una partita che si preannuncia dalle 1000 emozioni, visto anche il valore dell'avversario, che nel girone di ritorno ha vinto tutte le partite giocate.